Frida e Diego, il matrimonio tra la colomba e l'elefante, è la storia di un amore appassionato e burrascoso e di un paese, il Messico, nel pieno fermento culturale post-rivoluzione, quello raccontato nella mostra evento Frida Kahlo e Diego Rivera, inaugurata al Centro Culturale San Gaetano a Padova il giorno di San Valentino. Un'esposizione corale, 23 opere di Frida, 9 di Diego, e insieme ai quadri famosi della coppia anche le foto, molte di queste scattate dal padre della pittrice, e poi gli abiti tipici messicani. Quella padovana è l'ultima tappa italiana ed europea della mostra, che vanta grandi pezzi della collezione statunitense Jacques e Natasha Gelman, coppia a loro volta molto amici di Frida e Diego. La stessa Natasha viene ritratta dai due pittori, due opere esposte una accanto all'altra in cui si vede chiaramente come i due artisti fossero indipendenti l'uno dall'altra. Si capisce anche una dichiarazione proprio di come i due grandi artisti avevano un'indipendenza stilistica e formale molto determinata. Indipendenti ma così legati da un sodalizio spesso doloroso, Frida lo racconta nei suoi quadri disegnando Diego intrappolato nella sua testa o mentre lo abbraccia come una grande madre natura. E poi c'è lui, Diego, il grande muralista, amante delle donne, politicamente impegnato, che rimane abbagliato dalla piccola Frida, un'artista che conobbe anche Padova. Pochi sanno che venne a Padova, c'è un suo schizzo della Cappella Ovetari, entrò sicuramente nella Cappella degli Scrovegni e non è un caso se nel suo ritorno in Messico inventò il muralismo, perché i grandi affreschi del XIV e del XV secolo avevano appunto una funzione politico-didattica, etico-politica. Il muralismo, pensiamo al manifesto di Sironi del 1933, che dialoga già con il muralismo di Siqueiros e di Rivera, è la sintesi tra la grande tradizione dell'affresco italiano e appunto l'intenzionalità etico-politica. Intorno a un Messico iconico, forte e in fermento, che Frida e Diego raccontano con i colori, mostrandone bellezza e dolore.